Coach Nicola Zanco, era una partita importante, nel prepartita avevi detto che bisognava limitare le palle perse e i rimbalzi offensivi, di fatto invece questo non è successo, tante palle perse, tanti rimbalzi offensivi concesse e di conseguenza tante seconde opportunità. Carugate ha sbancato il Palaciconi. Sì, innanzitutto faccio i complimenti a Carugate che si è dimostrata molto più squadra di noi, soprattutto nei momenti chiave della partita dove sono state brave a cercare i vantaggi che abbiamo purtroppo concesso con dei cambi sbagliati piuttosto che delle comunicazioni sbagliate, quindi complimenti a loro, vista anche l'assenza di Canova soprattutto. E da parte nostra sì, come avevo detto nel prepartita avevamo bisogno di una reazione di squadra, di cercare di essere gruppo e questo sicuramente non lo siamo stati e credo che poi la chiave di tutto il nostro gioco, di tutta la nostra energia e tutto il nostro entusiasmo sia lì. Da un punto di vista tecnico i rimbalzi offensivi, diciamo che Colognesi è stata una spina nel fianco, anche se a fine partita ne hanno presi 9 che non sono troppi rispetto a quelli contro Alpo, però le palle perse 18, quelle ancora costano caro e anche un paio di errori in contropiede, dei lay-up facili che potevano comunque farci ritornare in partita o andare in vantaggio nel momento chiave e li abbiamo sbagliati. Partita che è stata un lungo tira e molla, ogni volta loro provavano a scappare, avevano questo tesoretto di 4 punti, poi voi arrivate o pari o -1, ma non è mai riuscito, tranne nel momento di un tiro libero di Leonardi, il sorpasso e scattare la voglia di superare questo momento. Sì, siamo state purtroppo abbastanza piatte a livello di energie e quindi ci siamo accontentati di rimanere lì. Avevo chiesto alla squadra di cercare di aumentare il ritmo della partita perché loro alternavano molta zona e lo sapevamo, hanno difesa uomo un po' contenitiva, quindi volevamo provare a rubare qualche canestro in contropiede, però chiaramente parte tutto dalle difese, dal controllo dei rimbalzi, questo non siamo riusciti a farlo e quindi abbiamo dovuto comunque sempre costruire tiri con azioni un po' più strutturate e lunghe, ci sono mancati sicuramente un paio di conclusioni delle nostre due lunghe e la pazienza di costruire tiri migliori, aperti sia per Zitkova che per Leonardi che non siamo riusciti a fare. Per provare a trovare una vena positiva in questo momento, l'andata si iniziò 0-6, il ritorno di questo girone di ritorno inizia 0-6, dalla prossima si vince? Beh, sicuramente è la mia speranza e me lo auguro fortemente perché abbiamo bisogno di 2 punti per ridare morale e fiducia alla squadra. Diciamo che dobbiamo crederci, io ovviamente per primo, però sicuramente deve venire dalle ragazze stesse che devono cercare di andare oltre i propri desideri personali e mettere forse qualcosina da parte in questo momento difficile e fare qualcosa in più per la squadra.